Rettore De Toni, l'Università di Udine è la prima in Italia a riconoscere dei crediti formativi per l'iscrizione al corso di laurea triennale in ingegneria meccanica. Questo riconoscimento avvia sicuramente un circuito virtuoso a favore dei futuri laureati. All'interno del network istruzione tecnica, università e tessuto industriale, quali vantaggi si prospettano per l'Ateneo Friulano? Allora, il primo vantaggio è per i ragazzi i quali hanno un'opportunità in più e cioè possono scegliere il percorso dell'istruzione tecnica superiore e poi alla fine del biennio vedere riconosciuti 96 crediti su 120, quindi più di un anno e mezzo su due. E quindi per loro è una grossa opportunità. Per quanto riguarda l'università noi abbiamo due vantaggi. Il primo è che possiamo ospitare dei ragazzi che si avviano alla laurea triennale in ingegneria e il secondo è che noi con questo accordo con l'ITS Malignani apriamo un progetto pilota nazionale con il quale ancora una volta facciamo da apripista e quindi sul piano della reputazione nostra aumenta ancora.